Visita istituzionale del presidente della regione Musumeci per promuovere i centri ricchi di arte come mete turistiche. Sequestrata da 3 anni, adesso al via con la bonifica dell'isola ecologica del quartiere periferico di Agrigento. 5 referendum sulla giustizia, gli italiani chiamati al voto il 12 giugno, speciale realizzato dal nostro direttore Arturo Cantella. Iniziativa in occasione della giornata della legalità all'Università, convegno sull'inclusione e percorsi di PCTO del Gallo con i maestri del lavoro e dell'odierna con TVA. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della visita istituzionale del presidente della regione Nello Musumeci a Favara, un incontro voluto dal presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, che qualche giorno fa aveva fatto formale richiesta al governatore della Sicilia Nello Musumeci. Il servizio di Giuseppe Moscato. Visita istituzionale del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che ieri sera si è recato a Favara per incontrare le massime cariche cittadine. Un incontro voluto dal presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, che qualche giorno fa aveva fatto formale richiesta al governatore della Sicilia. Il presidente Musumeci è arrivato nel pomeriggio in piazza Cavour assieme all'assessore regionale agli enti locali, l'agrigentino Marco Zambuto, e alla presidente della commissione ambiente Giusy Savarino. Ad accogliere gli esponenti del governo regionale, il sindaco Antonio Palumbo, Miriam Mignemi, assessori e consiglieri comunali, ma anche diversi cittadini, tra i quali i piccoli giornalisti dell'Albero, il giornale dell'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino, accompagnati dal loro insegnante direttore Giuseppe Episcopo, che come provetti giornalisti hanno voluto documentare tutte le fasi della visita istituzionale. La Presidente Mignemi, nel ringraziare il Presidente per l'attenzione che ha voluto prestare alla comunità favarese, ha evidenziato alcuni aspetti dell'attività politico-amministrativa della città, ma anche importanti aspetti sociali, come quelli dell'accoglienza e dell'ospitalità ai cittadini profughi ucraini. Il sindaco Antonio Palumbo, nel suo intervento, ha evidenziato le difficoltà, alcune insormontabili, che ci sono nell'amministrare una città. Ha parlato di carenza di personale apicale, di un corpo di polizia municipale ridotto ai minimi termini e naturalmente delle ristrettezze economiche con conti correnti bloccati, difficoltà di redigere bilanci, mancanza di trasferimenti da parte dello Stato. Non c'è dubbio, condivido perfettamente, amministrare un comune, una provincia, la regione, sono problemi grossissimi, non soltanto perché le risorse finanziarie non sono mai sufficienti e noi abbiamo dovuto alla Regione aprire un tavolo di confronto con lo Stato per vederci riconosciuto qualche centinaio di milioni di euro, ma nei comuni, soprattutto quelli in predissesto, le difficoltà sono maggiori. Ecco perché noi a Roma abbiamo portato 2 o 3 esigenze importanti. Assegnare alla Regione e non tenere più a Roma la finanza locale, sbloccare i concorsi perché nei comuni non ci sono più dipendenti e consentire i concorsi per la polizia municipale, perché se non c'è un uomo in divisa sul territorio, al di là del lavoro che fanno i carabinieri, naturalmente la polizia, tutto diventa più difficile per un sindaco. Speriamo che almeno queste nostre 3 richieste che abbiamo avanzato a Roma possano essere accolte. Il presidente Nello Musumeci, nel tracciare un veloce bilancio della sua attività di governo regionale, ha evidenziato il grande lavoro svolto e il grande impegno profuso soprattutto negli investimenti e nelle realizzazioni nei vari settori grazie ai fondi europei. Altro che immobilismo, ha detto, nonostante 2 anni di pandemia abbiamo gestito in maniera eccellente e abbiamo fatto cose impensabili. La condizione in cui abbiamo operato con questa risorsa umana che abbiamo nell'amministrazione regionale, io credo che abbiamo fatto cose impensabili all'inizio e c'è ancora tanto altro da fare. Abbiamo curato la stagione della semina, continueremo ad avviare nuovi cantieri e speriamo nei prossimi 5 anni di poter raccogliere. Nonostante qualcuno parli di immobilismo,
i frutti si stanno cominciando a vedere. 4 miliardi e 700 milioni abbiamo speso in 4 anni e mezzo, altro che immobilismo. Siamo la prima regione per lotta al dissesto idrogeologico, siamo la prima regione in Italia per la banda larga, siamo fra le prime stazioni appaltanti dell'Italia meridionale. In questo momento abbiamo centinaia di cantieri aperti in Sicilia. Non abbiamo restituito a Bruxelles neppure un euro di quello che ci imponeva di spendere e certificare ogni anno, mentre prima il denaro rimaneva inutilizzato. Sono veramente contento, pur sapendo che se non avessimo avuto 2 anni di pandemia, che abbiamo gestito, come sapete, nella linea della severità, io ho chiuso la regione agli interventi esterni, avremmo fatto certamente meglio e di più. Musumeci ha voluto dedicare grande attenzione ai ragazzi giornalisti dell'IC Falcone e Borsellino, ringraziandoli per la presenza e per l'attenzione mostrata che li porta ad essere dei cittadini attivi, cosa che fa ben sperare per il futuro. Con loro la formale foto ufficiale da pubblicare sul giornale, ma anche selfie da mettere sui propri profili social. Quindi la visita alla biblioteca Barone Antonio Mendola con il restaurato fondo antico, molto apprezzato dal presidente Musumeci, che ha anche ammirato alcuni unici volumi appartenuti al Barone Mendola che necessitano di un restauro che il governatore si è impegnato a finanziare. Infine l'incontro con la comunità ucraina, profughi fuggiti dall'orrore della guerra, ospiti a Favara grazie all'azione di Carla Bartoli e di Farme, unitamente alla grande accoglienza mostrata da diverse famiglie che ospitano donne e bambini ucraini. Commovente l'intervento di una delle ragazze ucraine ospiti al convento dei francescani, che ha raccontato la paura della guerra ma anche la speranza di un futuro migliore. Il prossimo 12 giugno, oltre alle elezioni amministrative, si potranno votare anche i 5 referendum sulla giustizia. Il nostro direttore Arturo Cantella ha realizzato un approfondimento proprio su questo tema. Andrà in onda oggi, venerdì alle 21, domani sabato alle 16 e domenica alle 11. Vediamone uno stralcio. Nell'ambito dei servizi televisivi della nostra emittente effettuati, andrà in onda stasera alle ore 21 dopo il telegiornale e domani pomeriggio alle ore 16, dopo l'appuntamento informativo e replica domenica mattina, una trasmissione speciale dedicata ai quesiti referendari che si terranno il prossimo 12 giugno. L'approfondimento è stato realizzato con un dibattito in studio con gli avvocati agrigentini Rosa Salvargo e Nino Gaziano del Foro di Agrigento, dove sono stati ampiamente spiegati in maniera fluida e scorrevole e chiara i dettagli e le motivazioni dei 5 referendum che ricordiamo essere quelli dell'abrogazione del decreto Severino, della riforma delle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, della valutazione dei magistrati, della separazione delle carriere, fino alle misure cautelari. La trasmissione sarà pubblicata anche sui nostri canali YouTube, onde poter seguirla in maniera precisa e condividerla anche con altri. Il nostro invito e quelli degli avvocati Gaziano e Salvago è stato quello principalmente anche di andare a votare e poter esprimere liberamente la volontà su quanto meglio indicato dai quesiti referendari, perché ricordiamo che il referendum sarà valido se si raggiungerà il 50+1% degli aventi diritto al voto, in caso contrario tutto sarà stato inutile. Il quesito referendario con il sì vuole evitare che un cittadino possa soffrire in via anticipata di una pena che non gli spetta secondo il dettato costituzionale, cioè l'articolo 27 della Costituzione. Se si è presunti non colpevoli fino a sentenza definitiva, è chiaro che la custodia cautelare deve essere limitata proprio a casi residuali, estremi, così come recita la norma, tra l'altro, in maniera tale da evitare intanto
quello che si chiama la ingiusta detenzione del cittadino, e quindi poi non lamentiamoci se si pagano fior di milioni. La custodia cautelare è diventata un'anticipazione della pena. Noi sappiamo che in certi casi è necessario e indispensabile, ma sono veramente casi limite. Il problema è essere privati delle proprie libertà personale con un giudizio così sommario, che poi porta, come diceva l'avvocato Gaziano, al 50% allo stesso soggetto che è stato privato delle libertà personali ad essere assolto. Il rimedio è questo, e allora come si fa a garantire l'ordine pubblico, come si fa ad evitare l'allarme sociale? Ma l'unica cosa necessaria, per la quale dovremmo batterci tutti, è la velocizzazione del processo, è la necessità che i processi si svolgano nel minor tempo possibile e con la maggiore efficienza possibile. Non è penalizzando il cittadino che si riesce ad ottenere una maggiore pace sociale. La pace sociale si ottiene facendo delle norme chiare, dei processi rapidi e dei processi giusti. Solo in questo modo noi, in una società che oggettivamente è barbarita, possiamo sperare di poter raddrizzare un po' questo problema della giustizia, che è un problema poco sentito ma molto serio. 3 anni dopo il maxi sequestro dell'ex isola ecologica di Fontanelle ad Agrigento, al via con le operazioni di bonifica. Ad adoperarsi per la chiusura dell'isola ecologica vicina all'unico istituto scolastico di Fontanelle era stato il comitato di quartiere. Eugenio Cairone. Vi erano depositati, a quanto pare, anche rifiuti speciali nell'area adibita ad isola ecologica a 2 passi dalle scuole di Fontanelle. Inutili si erano rivelate le segnalazioni anche del comitato di quartiere. Circa 3 anni fa, quando forse si erano perse le speranze di vedere ripristinata l'area, i carabinieri del centro anticrimine Natura, con i colleghi della stazione e del nucleo operativo di Agrigento, avevano sequestrato l'isola ecologica su disposizione della magistratura. Tra le segnalazioni vi era quella riguardante la presenza di liquidi lasciati dai camion della raccolta, che hanno richiesto un'indagine approfondita. Per spostare l'area era stata avviata una raccolta di firme da parte delle famiglie degli alunni. Adesso finalmente si è arrivati al momento più atteso. A seguire le operazioni questa mattina l'assessore ai quartieri Marco Vullo, che abbiamo intervistato. Di sequestro temporaneo di questa area che insiste nel quartiere di Fontanelle accanto all'istituto scolastico. Finalmente si restituisce dignità. Le operazioni di smantellamento di quest'area sono iniziate oggi grazie all'intervento delle ditte che hanno l'incarico della bonifica. Verrà fatto con diversi step perché ci sono varie tipologie di rifiuto da rimuovere e entro il 6 di giugno l'area dovrà essere tutta bonificata. Non verrà consegnata immediatamente perché verranno fatte le verifiche di rito rispetto alle conclusioni che dovrà trarre l'ARPA, e poi successivamente restituiremo finalmente al quartiere di Fontanelle questo pezzo di degrado che era stato nel tempo così consumato e che finalmente ritornerà al suo splendore, e da lì iniziare pratiche positive grazie anche a che cosa? Grazie alla presenza sul territorio del comitato di quartiere, della parrocchia, che da anni hanno lamentato questa presenza di questo tipo di disagio, di questa discarica a cielo aperto che qui si era formata, e quindi siamo fiduciosi che nel futuro possiamo diciamo così nel territorio di Fontanelle, nel quartiere di Fontanelle, continuare quelle pratiche positive che grazie alla presenza di tante istituzioni sul territorio, ma soprattutto di quella linfa vitale che è il comitato di quartiere Fontanelle, che ci ha dato anche maggiore spinta in questo percorso, continuare a fare degli incontri soprattutto per parlare del quartiere, ma anche delle attività che possano giovare al territorio, ai residenti di Fontanelle. L'importante è che l'amministrazione continui ad essere presente. L'amministrazione deve essere presente, abbiamo avuto le difficoltà iniziali e ci sono delle difficoltà come tutte le amministrazioni, però siamo fiduciosi in questo percorso che è iniziato e in questo percorso che vogliamo sempre più far crescere e incrementare. Tutto ciò è possibile solo ed esclusivamente con l'aiuto di tutti.
soprattutto in primis dei cittadini, dell'amministrazione, della parrocchia, delle forze sociali presenti sul territorio, che sicuramente daranno un grande aiuto. Siamo a 2 passi dal Parco del Sorriso, quindi bisogna anche attivarsi per migliorare anche quell'area. Quando c'è stata l'inaugurazione abbiamo, diciamo così, preso degli impegni. A poco dobbiamo mantenere quello che riguarda il più possibile, come dire, dare un segnale di decoro urbano, e a breve, insieme al comitato di quartiere, insieme alle forze positive del territorio, cercheremo a poco, con anche minimi sforzi a volte, non grandi cose, di cercare di restituire dignità e migliorare sempre più quello che è l'ambiente presente. Al via con i lavori in contrada Consolida sulla strada in collegamento tra l'ospedale di Agrigento e il centro abitato. Arturo Cantella. Sono stati appaltati dal Genio Civile di Agrigento, diretto dall'architetto Rino Lamendola, i lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento del centro urbano di Agrigento all'ospedale San Giovanni di Dio e alla strada provinciale 15 in contrada Consolida, che saranno avviati prossimamente grazie alle risorse stanziate dal governo Musumeci su proposta dell'assessore al ramo Falcone per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro. Il progetto, redatto dai funzionari del Genio Civile, prevede la scarifica e la ripavimentazione del tappetino bituminoso del suddetto tratto stradale, oggi caratterizzato da una serie di buche pericolose per gli automobilisti e soprattutto per i motociclisti. I lavori saranno rifiniti con una nuova segnaletica orizzontale e con un tratto di gabbionata a protezione della strada. Dunque un nuovo passo lungo il percorso. In questi 2 anni il Genio Civile, molto attivo nell'ambito della manutenzione statale, a supporto dei comuni e del libero consorzio comunale agrigentino. Siamo lieti di continuare a offrire il nostro contributo, afferma il capo del Genio Civile Rino Lamendola, affinché possa essere ridotto quel gap infrastrutturale che ha progressivamente isolato la provincia di Agrigento, tarpando le ali al suo sviluppo socio-economico. Grazie quindi alla professionalità e all'impegno dei funzionari incaricati e alle risorse stanziate dal governo Musumeci, negli ultimi anni, conclude Lamendola, stiamo realizzando una serie di lavori di manutenzione della rete stradale provinciale. In effetti, nel corso degli ultimi 2 anni, il Genio Civile di Agrigento ha eseguito in tempi molto rapidi i lavori di restyling delle strade attraversate dal Giro d'Italia 2020, come ad esempio la via Luca Crescente, la via Crispi, via Emporium a San Leone, le strade attraversate dal Giro di Sicilia 2022, tra tutti la più importante, Leonardo Sciascia Villaggio Mosè Agrigento e il centro urbano di Canicattì. Inoltre il Genio Civile di Agrigento ha già avviato i lavori in fase di completamento per la manutenzione della strada provinciale Naro Campobello di Licata, della strada provinciale 32 Ribera Cianciana, della strada provinciale 35 Portella di Sciacca Lucca Sicula, della strada provinciale 35 Lucca Sicula Bivio e della strada provinciale 88 che collega la strada provinciale 36 e la 47. Contestualmente, fatto molto importante, è stata appaltata la progettazione esecutiva per l'ammodernamento del tracciato della cosiddetta strada Mare Monti, che presto si arricchirà di un collegamento a servizio dei comuni di Alessandria della Rocca e di Cianciana. Oltre a tutto questo, nell'ambito delle infrastrutture, il Genio Civile di Agrigento ha progettato i lavori di restyling del porticciolo turistico di San Leone, attualmente in fase di esecuzione con la direzione dei lavori in capo al Dipartimento delle Infrastrutture della Regione Siciliana. Agrigento si ricandida ad essere città capitale italiana della cultura nel 2025. L'ufficializzazione della volontà di aderire al concorso indetto dal Ministero per i beni culturali è stata formalizzata dal comitato promotore e dal sindaco della Città dei Templi durante un incontro che si è svolto all'ex collegio dei Filippini di Agrigento. Vediamo. È andata molto bene la riunione oggi in cui si è organizzata la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura Italiana del 2025. Sì, oggi è andato benissimo, l'emozione mia è grande perché all'inizio, perché capite bene cosa si presentava oggi,
ma ancora di più l'emozione dopo alla fine, perché quando ho sentito gli interventi, quando ho visto i partecipanti, lo spessore culturale di chi è intervenuto e naturalmente gli interventi di professionisti e imprenditori non agrigentini, e questo mi ha tantissimo emozionato. Vuol dire che l'argomento è sentito, il progetto si può portare avanti e spero poi nell'imminente futuro di riuscire con un comitato di gestione e con uno staff di programmatori di poter andare avanti. Direi che è andata molto bene questa riunione di adesione alla candidatura di Agrigento per il 2025 di Capitale della Cultura dell'Italia. Al di sopra di ogni più rosea aspettativa. C'era una sala gremita che era insufficiente ad ospitare tutte le qualitativamente e quantitativamente rilevanti presenze che oggi ci hanno onorato anche di un contributo di idee, cosa fondamentale. Il dato più importante è che abbiamo registrato grande entusiasmo, grande passione, grande spirito di partecipazione, che sono gli ingredienti fondamentali per poter procedere sul piano della progettazione intelligente. Cosa significa progettazione intelligente? Non puntare solo su quello che Agrigento ha rappresentato nel passato, cosa già importante, ma puntare principalmente, così come prevede il bando, su una ipotesi di futuro all'interno del quale Agrigento e le nuove generazioni della provincia di Agrigento possono giocare un ruolo determinante in termini di crescita culturale, sociale, economica, occupazionale, per riportare alle antiche soddisfazioni, alle antiche glorie la città di Agrigento, che non lo dobbiamo dimenticare, ha ottenuto anche il riconoscimento, sia pure indiretto, di un premio Nobel con Luigi Pirandello, e non voglio elencare tutti gli altri riconoscimenti che per il paesaggio, per l'archeologia, per l'arte ha avuto nel tempo. Tutto questo è importante per presentare la candidatura, ma molto più importante sarà dimostrare alla Commissione, costituita da validissimi esperti, che Capitale Italiana della Cultura 2025 cambierà il volto sociale, culturale ed economico della città di Agrigento e del suo territorio, per permettere alle nuove generazioni di poter vivere con soddisfazione nella propria terra e contribuire alla sua crescita, al suo decollo e al suo ritorno alle antiche glorie. L'Istituto di Erna di Palma di Montechiaro ha attivato una partnership con TVA, obiettivo avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e guidarli in un'esperienza che li ha proiettati all'interno di questa realtà aziendale. Saranno i giovani apprendisti, giornalisti e videomaker, ovvero gli alunni della classe terza e del tecnico informatico, a raccontarvi questa esperienza nel servizio da loro stessi realizzato. Vediamo. Giornalismo 4.0, le armi del mestiere nell'era digitale. Questo è il titolo del progetto. Ha come protagonisti noi della classe terza E dell'indirizzo tecnico informatico dell'Istituto Giovan Battista di Erna, di Palma di Montechiaro. Tutto è iniziato con il test in ingresso, che ha rilevato il livello delle conoscenze dei giovani giornalisti. Per la prima volta abbiamo approfondito temi come il segreto professionale, il coccodrillo, il procurato allarme e la privacy per i personaggi noti e non. Poi la classe, trasformatasi in una redazione, si è divisa in due parti. Un gruppo di ragazzi si è dedicato alla scrittura di un testo, cioè l'articolo del nostro servizio, mentre i rimanenti alunni sono dedicati alle riprese e successivamente al montaggio con l'app iMove. È stato proiettato un video, un servizio esplicativo sia dal punto di vista tecnico che giornalistico. Successivamente la classe è stata suddivisa, dopo una riunione di redazione, in sottogruppi con ruoli diversi. Il primo gruppo si è occupato della stesura di un testo giornalistico, il secondo gruppo ha sviluppato le domande da rivolgere durante le interviste da allegare al servizio che realizzeremo. Il terzo gruppo ha ipotizzato delle risposte alle domande svolte dal secondo gruppo. Il quarto gruppo si è occupato delle riprese della giornata. Il quinto gruppo ha realizzato le operazioni di suddivisione attraverso sorteggio. Il sesto gruppo ha iniziato a montare. Il settimo gruppo, formato da 2 alunni, ha realizzato la lettura del testo scritto dai colleghi del primo gruppo e l'ha inviato al gruppo numero 6. Infine ci siamo focalizzati su correzioni di testi, di aspetti tecnici e di quelli che riguardano chi è il ruolo del giornalista. Il nostro percorso continua tra le mura dell'azienda. Televideo Agrigento, che oggi ci ospita, gli studi e la relazione aprono le porte. Ad accoglierci da buon padrone di casa Pietro Licausi, uno degli editori di TVA. Quindi abbiamo visto come vive la redazione.
la riunione con la rassegna stampa, le uscite con eventuali conferenze ufficiali. A questo punto il montaggio, assemblaggio, la scaletta e i titoli sia dal punto di vista giornalistico che tecnico. Abbiamo incontrato il direttore di TVA, Arturo Cantella, che ci ha raccontato il suo ruolo e la responsabilità della sua figura. L'istituto GP Odierno di Palma di Montechiaro, che sono tornati vincitori da Dubai, si sono aggiudicati il primo premio alla competizione Give Me 5 dell'Expo 2020. Oggi è anche il giorno di 2 visite a sorpresa. Il giornalista professionista Marco Messina, che ci ha raccontato dei suoi 20 anni al giornale Sicilia, e Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico Agrigento, che ci ha parlato di Punta Bianca, che nei prossimi giorni diverrà riserva naturale. Questa casa era l'ex caserma della Guardia di Finanza, che è stata aperta dagli inizi del secolo scorso fino al 1969. C'erano i finanzieri che controllavano il mare con i binocoli. Ora ovviamente non serve più, perché con i satelliti, con tutta la tecnologia degli anni 2000 non ha senso più andare a fare un controllo con i binocoli. Cosa pensi possa accadere in questo posto tra un po' di anni? Secondo me sarebbe meglio se mettessero questa zona in sicurezza, visto che il bagno ad esempio non si può fare, si può osservare dal punto più alto, cioè dal bunker, il castello di Palma di Montechiaro, Real Monte. Che cosa proporresti al nuovo sindaco di Palma? Di rendere questo luogo un ritrovo sportivo con delle piste dei bikers, oppure anche piste di enduro, quad e fare trekking. Siamo i ragazzi della terza E dell'Odierna di Palma di Montechiaro. Oggi siamo qui a Punta Bianca, territorio in parte anche di Palma di Montechiaro. È stato in parte per molto tempo, circa 60 anni, anche vicino a un poligono di tiro, Drasi. È stato un poligono dove venivano effettuate le esercitazioni militari. Ed a proposito di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, gli alunni del Gallo di Agrigento hanno attivato un percorso con i maestri del lavoro. Arturo Cantella. Oggi un'interessante iniziativa, un protocollo d'intesa con l'Associazione dei Maestri del Lavoro per discutere degli infortuni sul lavoro, ma anche del futuro dell'imprenditoria giovanile e di quant'altro necessario. Sì, stamattina nel nostro auditorio noi maestri del lavoro con cui abbiamo un protocollo d'intesa stanno offrendo ai ragazzi delle consulenze per quanto riguarda l'orientamento al lavoro e per acquisire nuove competenze riguardo anche alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche se i ragazzi hanno già fatto tutto il percorso sulla sicurezza, però diciamo attraverso anche l'orientamento i ragazzi, attraverso le competenze che hanno acquisito in questi 5 anni, infatti ci sono le classi quinte dentro l'auditorium, possono meglio spendere le competenze acquisite nel campo del lavoro o nelle nostre zone, oppure possono andare anche fuori, quindi i maestri del lavoro hanno questo compito, un po' aprire gli occhi ai ragazzi e la strada per potersi orientare nel mondo del lavoro. Oggi la vostra associazione è presente qui a Niccolò Gallo per parlare di sicurezza sul lavoro ai ragazzi. Ecco, quanto è importante, e poi iniziative di queste le avete svolgete e li svolgerete anche per il futuro. Insomma, il vostro ruolo è determinante anche per la formazione dei ragazzi. Il nostro compito da statuto e a titolo di volontariato, che è il core business della Federazione dei Maestri del Lavoro, prevede l'affiancamento ai giovani per l'orientamento al lavoro, infondere la cultura sulla sicurezza del lavoro, un tema oggi molto importante dove
quasi migliaia di persone anno per anno perdono la vita sul lavoro, un lavoro che è già difficile trovarlo, e poi perdere anche la vita per quei pochi che sono riusciti a trovarlo diventa veramente anacronistico e inaccettabile. Oggi siamo qui nell'ambito del protocollo d'intesa tra MIUR e Federazione, ma anche con la dirigenza scolastica locale e provinciale, per affiancare i giovani nel percorso di orientamento trasversale. Per intenderci, sono quelle competenze che, abbinate a quelle didattiche, fanno la preferenza nelle scelte dei ragazzi da parte degli imprenditori che vogliono, cercano nuove forze del lavoro. Soprattutto oggi diamo anche l'informativa e anche assistenza con recapiti telefonici per approfondire il tema relativo all'imprenditoria giovanile e imprenditoria femminile, un concetto che finalmente sta prendendo piede anche nell'ambito governativo, e chi meglio di una scuola a livello professionale che immette ragazzi già formati e competenti, e come l'Istituto Gallo si presta a questa comunicazione, a questo nostro incontro, che ne avremo altri successivamente. Ci spostiamo all'Università di Agrigento per parlare di un seminario sull'inclusione. Vediamo. Oggi un interessante convegno, l'inclusione tra mito e realtà, un momento di aggregazione anche tra gli studenti e la classe docente. Continua l'impegno del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento sul fronte della cosiddetta terza missione, che include non solo la possibilità di lavorare sul fronte culturale, ma quello di incidere sul fronte sociale, sul fronte economico, sul fronte della coesione in questa nostra provincia. L'occasione viene rappresentata da un importante convegno sulla inclusione scolastica che deve tenere conto dei bisogni particolari, i cosiddetti BES, che presentano molti studenti che, pur non essendo riconosciuti come pazienti, hanno delle difficoltà nell'apprendimento che necessitano di ulteriore attenzione, di processi inclusivi particolari, dei percorsi didattici particolari. A parlarne saranno autorevolissimi esperti nel settore, docenti universitari dell'Università degli Studi di Palermo, e così si consolida ancora di più questo rapporto fattivo, operativo fra il Consorzio e il Polo Territoriale di Agrigento. Siamo particolarmente lieti anche per il livello di partecipazione elevato che stiamo registrando anche a questo convegno, e ci auguriamo di poter proseguire in questo percorso di alta formazione e di aggiornamento professionale, che è una componente fondamentale del nostro impegno. Un'interessante iniziativa oggi che vede coinvolta la scuola con i docenti e con gli alunni. Sì, oggi continuiamo con la nostra attività di formazione che noi mettiamo a disposizione degli enti, in questo caso della scuola, degli operatori del settore socioassistenziale, perché oggi affronteremo una tematica molto importante, che è quella dei bisogni educativi speciali, quindi un supporto che noi diamo alle scuole, a quanti nelle scuole si occupano di coordinare appunto gli allievi che hanno necessità di bisogni educativi speciali. Quindi stiamo continuando, direi con una cadenza quotidiana nel settore della formazione, attraverso convegni, seminari che possano mettere nelle condizioni il territorio di fare degli approfondimenti di volta in volta su tematiche specifiche. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Settimana della legalità per celebrare il trentennale delle stragi di Capace e Via D'Amelio. Alla scuola Falcone Borsellino di Porto Empedocle inaugurati 2 murales dedicati ai 2 giudici e a Rosario Livatino, il vescovo Damiano, al plesso Margherita H dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, per ricordare le vittime di mafia. Ci sono i servizi. L'Associazione Amici di Luca Artigiano da sempre utilizza l'arte per diffondere messaggi di legalità e pace. Da dove nasce questa idea e con quale intenzione è nato questo murales? Allora, l'Associazione Amici di Luca Artigiano nasce dal fatto
che dovevamo diffondere un pochettino di più quello che era l'intenzione di Giovanni Falcone, dottor Giovanni Falcone e Borsellino. Noi ci stiamo praticamente mettendo la faccia, non abbiamo paura di nessun genere e cerchiamo di portare questo messaggio di pace e di giustizia in tutte le scuole, perché è dalle scuole che nasce il tutto. I bambini devono crescere con la mentalità che bisogna togliere dal bullismo a quello che i nostri genitori a volte sbagliando ci hanno inculcato. I giovani sono il nostro futuro, sono loro che crescendo devono avere questo profondo, nel suo profondo io, l'intenzione di cambiare le cose e le dobbiamo cambiare. Non siamo venuti qui per fare vedere che siamo bravi, assolutamente no. Siamo venuti qui perché vogliamo portare un messaggio di pace e di giustizia a tutte le persone di buona volontà e che ci credono profondamente. A 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, a che punto siamo nel contrasto alle mafie, quanto ancora c'è da fare e quali sono gli strumenti di cui dispone la giustizia per contrastare appunto tutte le mafie? Ecco, questi momenti di ricorrenza ci fanno ritornare a quei periodi in cui gli strumenti che avevamo a disposizione erano sicuramente minori rispetto ad oggi, ma era il contesto che era molto più pericoloso in Sicilia. Tantissime cose sono cambiate e sono cambiate in questa terra sicuramente in meglio grazie al sacrificio di chi adesso non c'è più, ma anche al sacrificio di chi c'è, di chi ha lavorato, di chi magari oggi è in pensione e ha contribuito a cambiare in meglio questa terra che in molte cose, soprattutto al contrasto alla criminalità organizzata, è diventata da esempio. È chiaro che la partita non è vinta, le cosche mafiose sono ancora presenti, ma c'è molto meno sangue nelle strade e questa è una cosa importante. E la lotta continua con l'aggressione ai capitali mafiosi, al tentativo di recidere le connessioni che ci sono con politica, imprenditoria, con pubblica amministrazione, che sono sicuramente gli aspetti più pericolosi delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, soprattutto quelle presenti nel meridione d'Italia. I 2 murales realizzati oggi all'Istituto Comprensivo Rosario Livatino rappresentano uno strumento per insegnare alle nuove generazioni chi furono i giudici uccisi dalla mafia. Qual è appunto il ruolo che svolge la scuola nel sensibilizzare fin da subito le nuove generazioni ai temi della legalità e di contrasto alle mafie? Sicuramente il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, come anche la figura del giudice Rosario Livatino, sono figure preminenti a fine di incanalare verso un'educazione alla legalità tutti i ragazzi. Questi giudici sono stati i maestri, i magister, per l'esempio che hanno dato sia alle giovani generazioni che a tutti i cittadini della Sicilia e dell'Italia. Io spero nel mio piccolo, con questo incontro, di aiutare sempre di più i ragazzi con il loro impegno, con la loro attività didattica, con l'educazione civica, di incanalarli, appunto dicevo, verso quei parametri di legalità che devono essere necessari al fine di essere domani i cittadini del domani, proprio per essere inseriti in un mondo del lavoro nella piena consapevolezza della legalità. Preside, un interessante momento oggi dedicato alla legalità. Abbiamo visto il coinvolgimento attivo e fattivo di tanti alunni della scuola e la presenza anche di Don Damiano. Sì, oggi iniziamo questa settimana della legalità che si concluderà giorno 26 al plesso Federico II, la sede centrale, quando inaugureremo il Giardino di Giusti e il Murales della legalità. È un percorso didattico che vogliamo fare, che abbiamo fatto per inculcare nei giovani, nei nostri alunni, principi sani e valori sani per i quali si sono battuti, appunto tra questi il giudice Livatino, che è stato d'esempio per tutti noi. E allora ai nostri alunni vogliamo inculcare questi valori della giustizia, della legalità, del rispetto del prossimo, perché questa terra di Sicilia, come disse una volta il presidente Pertini, una terra alla quale tutti noi dobbiamo inchinarci, quindi da siciliani dobbiamo mettere in atto ogni azione affinché questa nostra terra sia sempre più bella e più prospera.
Un momento di grande partecipazione sia degli alunni che dei docenti, oggi qui al Villaggio Perusso col plesso Margheritacche, e ricordiamo gli altri 2 appuntamenti, quando e dove si svolgeranno. Sì, dicevo che, come detto poc'anzi, è iniziata oggi la settimana della legalità che noi faremo con gli altri plessi dell'istituto, di cui si compone di ben 10 plessi, quindi faremo il giorno 23, lunedì prossimo, un incontro con l'autrice per parlare appunto di legalità, di mafia, ma le giornate proseguiranno durante la prossima settimana con la manifestazione conclusiva il 26, ripeto, nel giorno in cui inaugureremo, si farà al plesso Federico II, al plesso centrale a Villaggio Mosè, una delle nostre sedi, la sede centrale. Insomma, un anno che dopo il Covid lentamente si sta ritornando alla vita, alla normalità. Che sensazione, che bilancio possiamo fare anche come partecipazione da parte degli alunni all'anno scolastico? Ma devo dire che dopo 2 anni di pandemia quest'anno abbiamo ripreso, come del resto non ci eravamo neanche fermati durante questo brutto periodo, nel senso che sono poste in essere tutta una serie di attività anche a distanza come negli anni passati. Quest'anno, avendo l'opportunità, pur nel rispetto delle norme anti-Covid, abbiamo fatto tutta una serie di attività che permettono ai nostri alunni di acquisire non solo competenze e conoscenze, ma soprattutto di acquisire loro e di far sì che loro diventino veramente cittadini del mondo. Un momento importante oggi, questo che si vive con la scuola, con l'Istituto Rita Levi Montalcini, il plesso Margheritacche, sempre attenti a questi momenti. Oggi si parla di legalità, diversi riconoscimenti, momenti anche di ricordo che sono stati fatti per tanta gente che ha perso la vita. La scuola è il luogo privilegiato per la semina dei valori, oltre che per le nozioni, anche perché dalle nozioni dobbiamo saper passare alle contaminazioni, e cioè vivere nella vita quello che si apprende nella scuola, quello che si apprende nei cammini di formazione di ciascuno. È chiuso in carcere da oltre 25 anni ed è stato condannato all'ergastolo, tra l'altro per aver procurato l'esplosivo che il 23 maggio 1992 servì per far saltare in aria il tratto di autostrada all'altezza di Capaci e uccidere il giudice Giovanni Falcone, la moglie del magistrato Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Giuseppe Barraca, 66 anni, recluso ad opere, al quale è stato già revocato il 41 bis. Adesso la Cassazione apre ai permessi premio. Vediamo. È chiuso in carcere da oltre 25 anni ed è stato condannato all'ergastolo, tra l'altro, per aver procurato l'esplosivo che il 23 maggio del 92 servì per far saltare per aria il tratto di autostrada all'altezza di Capaci ed uccidere il giudice Giovanni Falcone, la moglie, magistrato anche lei Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta. Giuseppe Barranca, 66 anni, recluso ad opera e al quale è stato già revocato il 41 bis, chiede di poter accedere anche ai permessi premio, un beneficio che gli è già stato negato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, ma la Cassazione per la seconda volta ha annullato con rinvio il provvedimento per vizio di motivazione, ritenendo che non sia stato valutato correttamente un dato fondamentale come previsto dalla storica sentenza della Corte Costituzionale del 2019, l'attualità dell'eventuale pericolosità del detenuto. Un'apertura alla richiesta di Barranca, dunque quella dei giudici della quinta sezione della Suprema Corte presieduta da Maria Bessichelli, che bacchettano i colleghi che avrebbero fatto osservazioni ispirate a moralismi, pur nella consapevolezza, si legge nella sentenza che apprendiamo da Palermo Today, della delicata e sottile linea di confine che in relazione a posizioni detentive così peculiari separa le valutazioni giuridiche sulla pericolosità sociale dal giudizio di condanna morale per i gravi delitti commessi. La Cassazione richiama la necessità per il giudice di sorveglianza di verificare la meritevolezza dei permessi premio secondo le direttrici interpretative tracciate dalla Corte Costituzionale, con un esame in concreto di elementi di fatto individualizzanti del percorso carcerario del detenuto, dai quali si possa desumere, non già o meglio non necessariamente, la proiezione attuale a recidere collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli nel futuro in una prospettiva dinamica
di rieducazione e recupero del detenuto, monitorata attraverso un esame a tutto campo della sua vita. Questo fermo restando ovviamente il potere di esprimere nuovamente una decisione di rigetto del reclamo. Insomma, la Cassazione chiede elementi concreti che dimostrino che Barranca non possa godere dei permessi premio, perché in quei frangenti potrebbe riallacciare contatti con Cosa Nostra e tornare a delinquere. L'ergastolano, elemento di spicco del mandamento di Brancaccio, ha partecipato non solo alla strage di Capaci, ma anche a quelle di Milano, Firenze e Roma. Tuttavia, come ha sostenuto anche la difesa di Barranca nelle ultime sentenze, su quel clan lui non è mai menzionato. Mancherebbe dunque l'attualità anche dei collegamenti mafiosi, un ricorso che è stato ritenuto fondato dalla Cassazione, che mette in evidenza come già una prima volta il rigetto dell'istanza di Barranca da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano era stato annullato con rinvio proprio perché non si sarebbe confrontato con la decisione della consulta del 2019, un errore che sarebbe stato nuovamente commesso perché il provvedimento impugnato, dice la Suprema Corte, si è posto al di fuori dei chiari criteri enunciati, coerenti con la cornice di legalità costituzionale, dando vita ad una motivazione eticizzante. Ma se questo fosse l'intento del legislatore costituzionale, non vi sarebbe alcuna possibilità di garantire la rieducazione attraverso percorsi di benefici carcerari di qualsiasi genere. La gravità di taluni reati, non certo solo delle stragi commesse dal ricorrente, ma anche di omicidi o altri delitti, impedirebbe infatti di per sé di operare un bilanciamento favorevole rispetto a percorsi carcerari positivi e alla presa di distanza dalle associazioni mafiose di appartenenza. Secondo la quinta sezione della Cassazione, ugualmente fuori fuoco è il richiamo dell'ordinanza, dell'assenza di pentimento per il dolore provocato alle vittime dei reati, desunta dalla mancanza di parole sintomatiche da parte del ricorrente, per questo giudicato sostanzialmente insensibile. Da qui l'annullamento con rinvio della decisione. Per vizio di motivazione, il Tribunale di Sorveglianza di Milano dovrà adesso rivedere la sua posizione alla luce delle indicazioni della Cassazione. Dipendenti dell'INPS corrotti per favorire delle società di recupero crediti e spregiudicati imprenditori disposti a pagare per avere informazioni delicate. Sono 16 le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta interrogazione a sorpresa condotta dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito un'ordinanza con cui il GIP ha disposto il sequestro preventivo di 3 imprese con sede a Palermo, Messina e Riccione. C'è il servizio. Perché quando devi chiedere un reddito, io in base alla rinascita o interpelliamo una banca dati, che è la banca dati INPS che sto si lavora, o interpelliamo quella delle pensioni. Detto questo però, io ho trovato una soluzione. Dipendenti dell'INPS corrotti per favorire delle società di recupero crediti e spregiudicati imprenditori disposti a pagare per avere informazioni delicate. Sono 16 le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta interrogazione a sorpresa condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo, che ha eseguito una ordinanza con cui il GIP ha disposto il sequestro preventivo di 3 imprese con sede proprio a Palermo, ma anche a Messina e Riccione, e disponibilità finanziarie per circa 77.000 euro. Gli indagati devono rispondere a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, corruzione, accesso abusivo alle banche dati, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio. Sì, la soluzione è che le mandiamo, chiaramente molto camuffato, quello che è l'estratto conto INPS della persona che va a ricercare. Dopo detto questo, noi troviamo chiaramente parte la legge di fare inganno. L'indagine coordinata dalla Procura di Palermo è nata da una segnalazione della funzione ispettiva della Direzione Centrale delle Risorse Umane dell'Istituto Previdenziale. Si è sviluppata attraverso 2 filoni investigativi principali. Il primo si è concentrato su un dipendente pubblico in servizio a Palermo che avrebbe eseguito 6.000 accessi abusivi per recuperare dati su circa 800 persone, da cui le imprese coinvolte avrebbero dovuto recuperare dei crediti. A fronte del servizio, l'impiegato avrebbe incassato una somma totale di circa 17.000 euro. L'altro filone ha invece riguardato la fase successiva dell'allontanamento del dipendente, nel frattempo scoperto e sospeso dall'INPS. In tale contesto, si legge nella nota pervenutaci, è emersa la figura di un dipendente del comune di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, che risulterebbe aver compiuto numerosi accessi abusivi alle banche dati a lui
o in uso per lavoro, così da fornire informazioni riservate su soggetti debitori, ottenendo in cambio denaro per circa 8.000 euro. Contestualmente, dalle indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, gruppo tutela spesa pubblica, è emerso che il titolare della società romagnola avrebbe avviato ulteriori contatti con una ditta di disbrigo pratiche di Messina e con un'altra di investigazioni private di Salerno. A riguardo si legge ancora nella nota: sarebbe emersa la figura di un dipendente dell'INPS, questa volta dalla sede di Napoli Soccavo, che avrebbe reperito informazioni riservate tramite numerosi accessi abusivi ai sistemi informatici a favore della ditta peloritana, ma anche di professionisti e dipendenti di società di consulenza amministrativa campani, ricevendo anche lui in cambio delle somme di denaro. Rispetto alle richieste avanzate dai magistrati, il GIP, pur riconoscendo il quadro probatorio, non ha ritenuto di disporre misure cautelari personali nei confronti degli indagati. La procura però ha impugnato l'ordinanza davanti al tribunale del riesame, che quindi ha disposto i domiciliari per gli imprenditori di Riccione e l'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale per un periodo di 6 mesi per l'amministratore di fatto della società palermitana. Cioè abbiamo non comprendo, perché nel tratto contributivo chiaramente che hanno fatto non è che il titolo dell'INPS che è illegale, ovviamente lo auguriamo di tutto, e le dico addirittura, visto il Covid, si percepiscono cassa integrazioni, indennità inattive, tutto quanto, è molto più complesso. Covid, il report settimanale del commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Vediamo. Allora, siamo al 20 maggio, la terza settimana di maggio. Vediamo un po' di darvi un aggiornamento veloce delle condizioni della pandemia nella nostra provincia. Diciamo che la situazione non è sovrapponibile a quella delle settimane passate, perché per fortuna il trend dei positivi si sta riducendo man mano. Questo ha una refluenza ovvia nei ricoveri e noi ci rendiamo conto che i numeri sono scesi al di sotto dei 20 da qualche settimana e oggi abbiamo sul Ribera 13 persone nel reparto di medicina e 3 in terapia intensiva. Ricordo l'ospedale di Ribera e l'ospedale Covid, e ricordo anche che l'ospedale di Agrigento invece al reparto di medicina Covid stiamo attendendo che si possano man mano negativizzare, quindi migliorare i pazienti che sono ricoverati. In questo momento sono 11 e quindi Agrigento dovrà tornare a fare la medicina normale. Anche per quanto riguarda il numero dei vaccini, voi vedete che ci siamo attestati sui 561 questa settimana. Sono numeri bassissimi, come sono numeri molto bassi la terza dose di vaccini che noi stiamo facendo, perché in una settimana ne facciamo 167, quindi sono poco più di 20 al giorno e sono veramente numeri che voi capirete bene abbastanza risibili. Dico solo per l'esperienza che abbiamo, il ciclo vaccinale va completato con la terza dose, perché il completamento della terza dose ti dà la protezione anche per quanto riguarda le varianti che ove si manifestano solo con simili lievi, che sono dolore, mal di gola, faringodinia, quindi una febbre che non è mai elevata e sintomi simili influenzali. Però invece abbiamo già evidenza scientifica che la seconda dose da sola non riesce a coprire bene dagli effetti delle varie varianti che si stanno succedendo man mano. Quindi mi fermerei qua per quanto riguarda l'aggiornamento della pandemia, mentre vi dico alcune iniziative che sono degne di nota, perché fanno sì che il nostro ospedale o la nostra ASP finalmente si distingue per iniziative positive. In questo caso riguardano entrambi l'ostetricia e l'ospedale di Agrigento. Sapete che abbiamo aperto un ambulatorio uroginecologico e riabilitazione del pavimento pelvico, che è una patologia che interessa le donne dopo il parto oppure soprattutto dopo la menopausa, quindi per le donne anziane che hanno una disfunzione del pavimento pelvico che provoca parecchi fastidi, tra i quali le incontinenze, quindi poterle riabilitare significa dargli una qualità di vita migliore. Un altro dato che oggi vi do così, ma la prossima volta vi daremo anche con dei numeri. Ricordate che abbiamo attivato il parto senza dolore, il parto con il sorriso. Questa iniziativa ha avuto un successo non solo limitato alla nostra provincia, ma abbiamo in questo momento richiesta di intervento da parte delle province di Trapani
di Caltanissetta e di Enna. Mi riservo di darvi numeri importanti settimana prossima, perché questo rappresenta un attimo di buona sanità che noi riusciamo a dare con le professionalità che noi abbiamo. Quindi concludiamo con queste belle notizie e vi do appuntamento alla settimana prossima. Zancle in fiore, scuole di Messina in piazza con un'infiorata artistica. Vediamo. 9 scuole, il piacere di lavorare insieme in questo progetto che si chiama appunto Zancle in Fiore e prevedeva 2 momenti importanti. Una è stata svolta ieri, il 17 maggio, e consisteva nella realizzazione appunto di questa infiorata realizzata su delle gigantografie, la cui tematica era appunto Zancle. Sono stati raffigurati dei disegni riguardanti la città di Messina, non so, mi viene in mente Made Grifone ed altri miti siciliani. C'erano all'incirca 150 ragazzi coordinati dai loro insegnanti di arte e non solo. E quindi diciamo che la mattinata è stata dedicata alla realizzazione di questa meravigliosa infiorata, mentre oggi siamo sempre nella stessa piazza Unione Europea, e oggi stiamo assistendo alla manifestazione conclusiva del progetto, che prevede appunto delle performance in cui i ragazzi si stanno esibendo. Questo è un esperimento che ho provato io un paio d'anni fa realizzando un mandala a tema natalizio a Piazza Cairoli, e quindi quando ho proposto a tutte le scuole di realizzare un'infiorata con il sale colorato, non vi nascondo che anche le professoresse di arte erano un po' stupide. Le domande erano: non è possibile, il sale si scioglie mischiato con la tempera. Invece poi, una volta sperimentato, si sono resi conto che era un lavoro meraviglioso e che questo sale prendeva dei colori brillanti con un effetto insomma bellissimo. È bello vedere tanti ragazzi in piazza all'aria aperta, è un bel segnale anche di ripresa. Pensiamo alla scuola, alle tante difficoltà vissute anche fino a questo momento relativamente alla presenza del Covid. Oggi parte anche un messaggio diverso. Sì, esatto. Dopo un lungo periodo, insomma, questi ragazzi sempre chiusi all'interno delle classi col distanziamento, è una bella ripresa questa, un momento di rinascita sicuramente per i ragazzi e anche per la nostra città, spero, perché questo progetto Zancle in Fiore nasce soprattutto per esaltare la bellezza di questa città. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!